nel chiedere di fare verità in ciò che abita le nostre vite, per poter essere disponibili all'incontro con l'amore gratuito del Signore che desidera farsi riconoscere, che desidera portarci laddove ancora non siamo. Riconosciamo le nostre resistenze, le nostre chiusure, le nostre fughe da questa chiamata e in questo il nostro essere peccatori. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Dio che onnipotente nell'amore ha misericordia di tutti noi, perdona i nostri peccati e ci conduce verso una vita che è eterna. Ed è in forza di questo che insieme possiamo proclamare in questa domenica che è gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti gloriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona a noi tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, uomo e Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Cantiamo insieme: benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Probabilmente spesso il nostro atteggiamento da lettori del Vangelo è molto più abituato a un'impostazione di questo tipo. Nella pagina del Vangelo in cui ci vengono raccontati dei fatti, dei gesti, delle parole, spesso cogliamo qualcosa che viene detto per noi e questo dobbiamo cercare di renderlo vivo, di metterlo in pratica, di metterlo presente, renderlo presente nella nostra vita, no? Mettere in pratica la parola del Vangelo. Quello che un po' colpisce nel Vangelo di oggi è quasi un movimento diverso, in cui non c'è tanto una parola che Gesù dice chiedendo a noi di metterla in pratica, ma è quasi un qualcosa che succede all'interno delle vite nostre, delle vite degli uomini e delle donne, da cui Gesù impara qualcosa, in cui Gesù riconosce, guardando a come funziona la vita di uomini e donne che lo circondano, capisce qualcosa di importante di chi è Dio e del suo rapporto
il rapporto di Gesù con Dio. E che cos'è che dal di dentro delle vite degli uomini e delle donne Gesù stesso impara, riconosce riguardo alla conoscenza di Dio? Che c'è un atteggiamento proprio della vita umana, che qua ci viene sintetizzato come l'essere piccoli, poveri, miti, umili di cuore, che è quello che ha grandi potenzialità nel riconoscere e fare esperienza di chi è Dio. Gesù impara dall'atteggiamento di alcuni, questi umili di cuore, qualcosa di importante per riconoscere e capire sempre meglio chi è Dio. Ed è per questo che la pagina del Vangelo di oggi è come una grande esclamazione. Gesù che capisce qualcosa, guardandosi attorno nel vedere questo atteggiamento, riconosce qualcosa di prezioso e lo fa suo. Dice: questo c'entra con l'esperienza di Dio che io, Gesù, sto vivendo. E qual è questa esperienza allora così impressionante anche per Gesù, che lo colpisce così tanto, da cui Gesù impara? È quella dell'essere umili di cuore, l'esperienza dell'umiltà. Se dovessimo partire un po' da questa esperienza, forse quello che rievoca in noi questa parola ha una retroterra, una tonalità tendenzialmente negativa, o perlomeno antipatica. L'esperienza dell'essere in qualche modo dimessi, dell'essere in qualche modo non propensi a lottare, ad affermare, essere un po' dei deboli, dei rinunciatari. Invece nella prospettiva evangelica l'umiltà non segue tanto questo filone di coloro che in qualche modo scelgono o lasciano che la vita gli schiacci e li tenga a un livello basso, dimesso, ma l'esperienza dell'umiltà potremmo coglierla a partire dalla radice stessa che sta alla base di questa parola. No? Umiltà deriva da humus. Chi sono gli umili? Sono quelli che hanno la consapevolezza del proprio humus, hanno la consapevolezza della pasta di cui sono fatti. L'esperienza dell'umiltà è fondamentalmente un'esperienza di conoscenza di sé, a livello personale, delle persone che ci sono vicine, ma anche di tanti altri a livello più ampio. Cioè trovare quella giusta misura per poter dire la pasta di cui sono fatto, la realtà che mi contraddistingue. E spesso la pasta di cui siamo fatti potremmo guardarla secondo due grandi direttrici. La pasta di cui siamo fatti esprime delle possibilità, un potere che abbiamo, e la pasta di cui siamo fatti esprime anche il nostro limite, laddove il nostro potere non arriva, si ferma. Ecco allora che l'esperienza dell'umiltà è la giusta comprensione di questa pasta, capace di dare un nome e di essere pacificata con ciò su cui abbiamo potere e quindi una responsabilità, e quindi anche un dover rispondere di questo potere. È il riconoscimento di qualcosa che non è in nostro potere e non possiamo determinare noi. Quante volte nelle nostre esperienze magari tendiamo in questi estremi, no? O il dire che non abbiamo potere su nulla e tutto ci schiaccia, o essere convinti che in fondo abbiamo potere su tutto, dobbiamo semplicemente rinforzare questo potere. Invece no, l'umiltà evangelica è un tenere insieme possibilità e limite come ciò che ci contraddistingue. E il saper riconoscere ciò su cui abbiamo potere e ciò su cui non ce l'abbiamo è esattamente quella possibilità di vivere una vita capace di riposare, di lottare per il giusto e non affannarsi per qualcosa di cui non dispone. E in questo
l'atteggiamento evangelico è quello che chiede di tenere insieme queste due, potremmo dire, questi due pilastri, e chiede di essere pienamente responsabili su ciò di cui abbiamo potere. Le nostre energie, le nostre risorse, il nostro tempo, i nostri soldi, ciò di cui disponiamo, avere un potere, cioè usandolo per un bene di qualcun altro. Ciò di cui abbiamo potere come occasione di essere un bene per qualcuno. E ciò su cui non abbiamo potere siamo esposti nelle mani di altri, di altro, viverlo come occasione in cui altri hanno un potere sulla nostra vita. E quindi accettare un po' di vivere fino in fondo la responsabilità a gestire al meglio il nostro potere e accettare il potere che altri hanno su di noi. Dove non sto parlando semplicemente di riconoscimenti di logiche di autorità, basterebbe parlare sul potere del voler bene. Accettare di giocare il potere che abbiamo noi di voler bene a qualcuno, spingendolo fino in fondo e accettando che la nostra vita dipende da come altri vogliono bene a noi e su cui noi non abbiamo potere, siamo totalmente nelle loro mani. Ecco allora che questa vita capace di riposare in forza di una umiltà di cuore è la vita che riconosce nelle proprie possibilità l'occasione per essere un bene per qualcuno e nel proprio limite non il proprio fallimento, non il proprio dramma, ma nel proprio limite l'occasione per scoprire che laddove finisco io col mio potere inizia il potere di qualcun altro, che può essere la cosa più bella che incontro nella vita. Scoprire quello che un altro fa per me perché lo decide lui e mi vuole bene lui, non perché io ho potere di farmi voler bene da qualcuno. Questo potere non ce l'ho. Ho il potere di farmi rispettare, intimorire, ho il potere di ricattare, ma non ho il potere di farmi voler bene da qualcuno. Questo o lo fa qualcuno perché lo vuole lui o io non ho questo potere. E accettare che questa non è una maledizione, ma è l'occasione per capire che là dove finisco io inizia qualcosa di più grande, che mi apre a un mondo fatto di altri capaci di entrare in dialogo, in contatto con me. Questa è la cosa più bella che posso incontrare nella vita. Il massimo della vita non è l'espansione del proprio potere il più possibile, per essere un po' più garantiti, un po' più tranquillizzati, un po' più riconosciuti. Ma il massimo della vita in chiave evangelica è capire che dove non puoi tu, anziché lottare per potere un po' di più, lascia quello spazio lì perché qualcun altro ti possa incontrare. Ecco allora chiediamo di lasciarci un po' confrontare da questa situazione propria della vita umana, le possibilità e i limiti che impressionano Gesù nel vedere come in alcuni sono vissute davvero come occasione di bene, occasione di incontro e come possibilità in cui riposare senza intraprendere lotte estenuanti che alla fine avvelenano tutta la vita, ma nel vivere quello spazio di incontro in cui riconosci che il meglio non ho quello che produci tu col tuo potere, ma quello che ti viene incontro perché altri usano il loro potere per voler bene a te. Possiamo ora chiedere di rendere sempre rinnovata la nostra fede e lo facciamo attraverso le parole del credo secondo la tradizione aquileiese. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, invisibile e impatibile, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore,
il quale nacque per opera dello Spirito Santo dalla Vergine Maria, fu crocifisso sotto Ponzio Pilato e sepolto, discese negli inferi, il terzo giorno è risuscitato e asceso al cielo siede alla destra del Padre. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa, la remissione dei peccati, la risurrezione di questa carne. Amen. Come comunità radunata nell'ascolto della parola del Signore, siamo ora invitati a rivolgere a Lui le nostre parole, sempre incerte, sempre esitanti, parziali, ma in qualche modo capaci di esprimere qualcosa di ciò che ciascuno di noi porta nel cuore e di quelle che sono le grandi istanze e le esigenze della nostra umanità. Ad ogni invocazione rispondiamo insieme: donaci, Signore, un cuore umile. Per il popolo santo di Dio, alla scuola del Maestro Divino, ciascuno avverta l'urgenza di testimoniare con umile pazienza e gioia la vita buona del Vangelo. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore umile. Per gli amministratori della cosa pubblica, il servizio al bene comune sia prioritario nei loro pensieri e nelle loro azioni. Adesso dedichino tempo ed energie con attenzione ai poveri e ai disagiati. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore umile. Per i lavoratori del mare, il loro lavoro, benefico per l'economia dell'intera società, favorisca sane relazioni e contribuisca alla concordia e alla solidarietà tra i popoli, sia dignitoso e remunerato con equità. Preghiamo. Donaci, Signore. Per la nostra comunità, il periodo estivo risvegli in noi lo stupore per le bellezze del creato e ritempri il corpo e lo spirito come oasi benefica nella frenesia delle nostre giornate. Preghiamo. Donaci, Signore, un cuore umile. Entriamo nella settimana delle celebrazioni delle feste dei patroni della comunità aquileiese, ma anche dell'intera regione Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo in modo particolare questa terra e preghiamo perché tra le grosse possibilità e i veri limiti di cui essa dispone possa essere capace di operare una sintesi secondo l'umiltà del cuore di Gesù. Preghiamo. Il tuo Spirito, Signore Gesù, renda il nostro cuore simile a te, simile al tuo, e ci insegni la bontà che comprende, consola, allieta e dona, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Preghiamo perché questo nostro sacrificio, insieme alle nostre stesse vite, sia cosa gradita a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alla realtà del cielo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a Te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, la Tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le Tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È la via che ci conduce a Te, la verità che ci rende liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Tuo Figlio raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del Tuo nome, redenti con il sangue della Sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza con tutti gli angeli proclamiamo la Tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando insieme l'inno della gioia. Veramente santo sei Tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il Tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal Tuo nome. Egli, come a un tempo ai Suoi discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il Tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della Sua passione, nella notte dell'ultima cena, Egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della tua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue la potenza dello Spirito d'amore, faccia diventare anche noi, ora e per l'eternità, membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito e rendici conforme all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, con tutti i vescovi, presbiteri, diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con lealtà al servizio del Vangelo. Rendici attente alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori, le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. E concedi anche a noi, al termine del nostro pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i santi Ermagora e Fortunato, gli apostoli, i martiri e tutti i santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri in ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e quest'oggi ripeti anche a noi, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con ciascuno di voi. Possiamo scambiarci un gesto di questa pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
possiamo terminare la nostra preghiera. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Intanto saluto e ringrazio Yuri, ben ritrovato per un po' di giorni di santa vacanza. Sì, ecco, sì. È sempre un piacere averti. Ecco. Bene, allora alcune note per i prossimi giorni. Siamo un po' nel cuore di una settimana particolare che ci sta davanti per noi, la grande solennità dei santi patroni Ermacora e Fortunato, i fondatori della nostra fede in questa nostra terra benedetta. Allora, sul foglietto che trovate uscendo, vi chiedo di portarlo a casa, trovate tutti gli appuntamenti. Sottolineo l'11 luglio alle 20:45 qui in Basilica il concerto per l'avvio anche del progetto La Basilica per Tutti con il coro Manos Blancas. E poi il 12 luglio certamente la festa solenne dei nostri patroni. Alle 19 il cardinal Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei santi, terrà sulla Piazza Capitolo una lectio magistralis su evangelizzazione e santità oggi. Ecco, quindi vogliamo essere presenti per questo momento di riflessione. E poi alle 20, qui nella nostra Basilica, la solenne concelebrazione eucaristica da lui presieduta con il nostro Vescovo e i Vescovi della Regione e del territorio appartenente al Patriarcato, insomma quelli che possono almeno, ecco, e con tutti i sacerdoti. E il 13 luglio, festa solenne della dedicazione di questa Basilica e vogliamo viverlo questo come un momento comunitario, di famiglia, di Aquileia, Belvedere e Fiumicello, la dedicazione della nostra Basilica. Alle ore 20 qui la Santa Messa solenne, presieduta dal Vicario Generale, Monsignor Zorzin, e accompagnata sempre dal nostro coro, che ringrazio di cuore, si sta preparando anche in questi giorni. Ecco, vivremo intensamente questo momento. E già adesso dico, il momento non si conclude solo con l'Eucarestia, ma anche con un po' di agape fraterna, come si suol dire. Quindi dopo la messa, grazie agli alpini e alla protezione civile, avremo offerta la pasta sul retro del Bar Chiapitul e chiedo a alcune donne volonterose di preparare anche dei dolci, del salato, eccetera, per poter condividere e quindi continuare la festa insieme. Questo il 13 luglio, dopo la messa delle 20. Ecco, il 16 luglio, domenica prossima, alle ore 18 qui in Basilica, concluderemo i festeggiamenti dei Santi Patroni con la messa in lingua friulana, ecco, in loro onore, accompagnata dalla corale di San Daniele del Friuli. Ecco, stiamo avviando i campi estivi, abbiamo già fatto uno a Assisi con il Dopocresima, è stato veramente intenso e adesso ci prepariamo con gli scout, le elementari, le medie, a Collina, Cercivento e poi con le cresime a Ravascleto. Quindi un tempo intenso, chiediamo la vostra preghiera, perché sia un tempo veramente fecondo che porti frutto per i nostri ragazzi. Saluto tutti, saluto coloro che sono qua di passaggio, saluto gli amici di Medea, saluto tutti coloro che sono qua per un periodo di riposo, perché veramente si rinfranchi il corpo e lo spirito. E la benedizione del Signore ci accompagni sempre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio l'Onnipotente nell'amore, Lui che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. La fedeltà del Signore alle nostre vite e la nostra forza, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.
sorga acqua e sangue, dona a noi di poterti gustare nella prova della morte. O Gesù dulcis, o Gesù pie, o Gesù figli Maria. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 4. Annunzieremo Gesù Cristo, il Signore, il Maestro, nel suo nome la salvezza, nel suo amore la speranza dell'umanità. Luce vera ad ogni uomo, fra le tenebre del mondo, Cristo illumina il cammino, chi ti cerca verità. Annunzieremo Gesù.
Signore per noi ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ecco, fratelli e sorelle, il Signore ci dà questa nuova occasione di poter partecipare al suo banchetto, dove si fa tutto per noi, perché possiamo veramente, noi che forse ci sentiamo stanchi, oppressi, oggi affaticati, anche in pieno di quest'estate, ecco, il Signore ci chiama a trovare il ristoro alla sua mensa, che possiamo veramente aprire l'orecchio alla sua parola, che è una parola veramente piena, bella, che è venuta oggi per consolarci, per darci forza. Quindi entriamo in questa Eucaristia con cuore grato, riconoscendo i nostri peccati, chiedendo perdono al Signore per i nostri peccati, per le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua